in collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Benvenuti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro spazio settimanale nel weekend dedicato a streamingsport.it. Siamo all'appuntamento con le news e allora le news che scopriamo insieme anche questa settimana sono relative naturalmente alle nostre squadre. Cominciamo con il calcio, cominciamo con la Serie D perché nel girone C ci sono state le nostre due squadre, le nostre due trevigiane in campo, il Treviso che ha affrontato il Portogruaro e pareggiato 2-2, il Monte Prodeco invece in casa ha vinto 1-0 contro il Campodarsego, a segno finalmente chinellato, tra l'altro ex di turno. Nel prossimo turno il Treviso affronterà al Tenni il Mestre e attenzione perché questa sarà una partita che vedrà soltanto, scusate è il contrario, andremo a Mestre, che vedrà soltanto 100 tifosi nominali al seguito della squadra, quindi onde evitare grossi problemi, mentre il Monte Prodeco se la vedrà questa volta contro l'Adriese, sempre in casa a Montebelluna. A tenere banco comunque in questi giorni è stata la squalifica di 4 giornate combinate al tecnico del Monte Prodeco Vernucci, reo di aver offeso pesantemente la terna arbitrale. Una sanzione esagerata, ha detto l'allenatore, che cercherà di capovolgere per non compromettere la propria immagine. E adesso parliamo di eccellenza, parliamo di questo campionato che sta entrando sempre più che mai nel vivo e sempre più interessante. Ce ne parla il collega Alessio De Martin con la disamina sulla giornata passata e su quella che arriva. Quinta giornata disputata nel campionato di eccellenza veneta Girone B. Nuovo cambio in vetta alla classifica dove si attesta la Calvinoale che approfitta di una serie di risultati delle dirette inseguitrici per rimanere da sola al comando. C'è una partita proprio fra le inseguitrici che rimane peraltro subiudice Careni-Conegliano per un ricorso presentato proprio dai gialloblu. Il Sandonà e la Godigese continuano il loro inseguimento, Sandonà con un buon pareggio sul campo del Borgoricco, mentre la Godigese è vittoriosa contro lo Spinea. Molto bene e continua la risalita il Porto Mansuè, che grazie al sesto risultato utile consecutivo dall'arrivo di Stefano Della Bella in panchina si porta solo a -2 punti dalla vetta. Giorgione, stesso Borgoricco, Vittorio, Spinea e Leo si assestano a centro classifica con una classifica molto corta, continua questo trend nel girone B. Il Liapiave risale e lascia forse definitivamente la zona play-out, dove rimangono Careni con una partita in meno, come detto prima, Cavarzano, Cadoneghe, il Favaro, che è in netta ripresa, e il Caorle. Quest'ultima rimane in fondo classifica, mentre il Cadoneghe è forse la squadra che in questo momento ha un trend più negativo, con ben 5 sconfitte consecutive. Nella prossima giornata possiamo annoverare 2 derby molto importanti fra Conegliano e Vittorio e fra Liapiave e Careni. Interessantissima anche la partita fra Giorgione e Godigese e anche Sandonà
Leo, squadre che hanno bisogno di punti per poter continuare l'inseguimento alla vetta della classifica. Grazie Alessio, quindi attendiamo di sapere che cosa deciderà il giudice per questo caso, per quanto riguarda Conegliano e Eclisse Careni Pievegina. Intanto sono stati squalificati proprio in questa gara Sommacal del Conegliano e Ianco dell'Eclisse. Sentiamo anche il tecnico Andretta del Conegliano proprio sulla gara contro l'Eclisse. Con Stefano Andretta per commentare il dopo Conegliano, o meglio Eclisse Careni Pievegina Conegliano. I tecnici o chi per loro dicevano che quelli che avevano più da temere eravate voi, perché non dovevate portare a casa un risultato pieno. Purtroppo non è stato così perché le cose si sono un po' complicate. Com'è andata la gara, Stefano? Sicuramente amareggiati lo siamo, perché eravamo convinti di riuscire a fare una prestazione importante, perché avevamo preparato una partita dove dovevamo per forza di cose provare in qualsiasi modo a portarla a casa. Dopo è chiaro che il campo ha dimostrato ancora una volta che c'è un equilibrio importante e che ancora una volta gli episodi hanno determinato il risultato. Noi abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per andare in vantaggio, ci siamo trovati il secondo tempo sotto per un errore di grossa ingenuità da parte nostra, e quando vai a rincorrere dopo è chiaro che diventa tutto difficile. Rimessa in piedi, di nuovo un'altra ingenuità, rimetti in piedi, però è chiaro che probabilmente domenica ci sono stati dei limiti da parte nostra. Questa analisi mi fa venire in mente la sconfitta in Coppa Italia ad Abano, dove più o meno, cioè se cambiavate il risultato all'inizio la partita poteva essere diversa, almeno si dice sempre così, no? Sì, noi è dall'inizio che magari ci manca la cattiveria sotto porta, ci manca la capacità, la convinzione di buttarla dentro, che poi può capitare all'attaccante ma può capitare anche al centrocampista o al difensore. E noi spesso dobbiamo creare tanto per raccogliere poco, e domenica è stata una riprova dove abbiamo avuto delle occasioni per passare in vantaggio, poi noi una volta passati in vantaggio spesso riusciamo ad esprimere quello che è la nostra forza, perché ci liberiamo anche delle pressioni, di pressioni che per quanto poco le sentiamo, e in realtà invece a rincorrere comporta tutt'altro dispendio. Siete lì comunque, secondi in classifica, dovete guardare in alto, perché molti dicono che effettivamente sulla carta insomma ci siete, avete tutte le possibilità. Ma noi abbiamo tante possibilità. Poi bisogna vedere se vogliamo salire o meno. No, indubbiamente la volontà nostra da parte nostra c'è sicuramente, non è neanche giusto nascondersi o nascondersi dietro un dito, però magari a volte possono capitare delle situazioni dove il fatto di aver cambiato una quindicina di giocatori porta che nei momenti di difficoltà magari non c'è una conoscenza approfondita o non c'è un equilibrio che comporta una squadra che magari cambia pochi interpreti e si conosce un attimino meglio. Però questa non è una giustificazione, questa è una motivazione in più per continuare a lavorare come stiamo lavorando, come i ragazzi durante la settimana si esprimono, per cui sono assolutamente sereno e siamo tranquilli. Chiaro che da parte nostra noi stessi pretendiamo qualcosa in più. Dietro le quinte dicevamo che sì, magari ti vengono a mancare in questo momento alcuni giocatori che hanno iniziato il campionato alla grande e adesso stanno un po' tirando il fiato, anche perché le altre squadre si sono accorti di chi sono. Ma comunque insomma noi abbiamo tanti bravi giocatori. E non potete nasconderli? No, assolutamente no, non è questa una mancanza nostra, perché ci sta che qualche giocatore possa essere appannato, però ne abbiamo altri, per cui ho 15-16 titolari che possono giocare tranquillamente al posto di qualsiasi altro giocatore, per cui il fatto che qualcuno possa essere in difficoltà è assolutamente normale, e quindi questa non è assolutamente una scusa o un alibi. Da un derby che ricordavi in maniera particolare visto i tuoi trascorsi a Pieve ad un altro che è quello col Vittorio Veneto, che comunque per sfide non è male, no? No, sicuramente è una bella partita, due società, due città vicine, dove sicuramente ci sarà un'affluenza di pubblico bello, interessante, quindi ancora più bella diventerà probabilmente la partita. È un derby, per cui sicuramente sentita da ambo le parti, sicuramente una bella partita, loro un'altra squadra che gioca a calcio, per cui
per cui credo che sarà... Venite a vederla. Sì, io mi auguro che ci sia, come ultimamente si sta avverando, tanta gente, perché è uno spettacolo un po' per tutti e in questo modo veramente vince lo sport. Ultima battuta, il campionato quando si decide? Ma se continuiamo così penso l'ultima giornata. E adesso andiamo in casa Vittorio Veneto da Stefano Esposito per inquadrare la gara di domenica proprio contro il Conegliano, altro derby. Arriva questa partita con il Conegliano, intanto inquadriamo questa e poi vediamo quello che è successo. È una partita che tutti sentono tanto, io la sento come le altre, non essendo di Vittorio, non ho lo stesso tipo di percezione. Questa e anche la successiva col Careni sono due partite che sono due derby sentiti, quindi sicuramente ci sarà qualcosa in più dal punto di vista motivazionale da mettere in campo. Però per noi sono tutte finali, quindi sappiamo questa, sicuramente sappiamo che giochiamo contro una delle squadre più forti, anche una squadra in salute, una squadra che ha individualità molto importanti e quindi dovremo essere tirati a lucido per poter ripetere una prestazione come era andata, dove vincemmo, anche meritatamente. Ma mi pare che in queste partite, come appunto sottolineavi, in queste partite che sono importanti, ma un po' come tutte, insomma, il Vittorio non ha mai tradito. Guarda, dirlo adesso magari è un po'... no, nel senso, sai, è vendere la pelle dell'orso prima di averla, e io alle orsi voglio bene, quindi non voglio vendere la pelle, neanche andargliela a tirar via. Sicuramente possiamo dire che questa squadra ha sbagliato poche prestazioni totalmente, 2 in tutto il campionato, e quindi da questo punto di vista non possiamo dire niente alla squadra, anzi devono avere un plauso ai ragazzi. Sicuramente però ecco, noi abbiamo qualità inferiori, quindi se la squadra funziona tutto al 100%, allora possiamo essere competitivi. Anche in partite come questa con avversari che sono più forti, hanno più nome, sono più quotati di noi. C'è anche da tenere conto che noi avremo assenze importanti, come ad esempio il capitano Zane, quindi però io domenica scorsa ne avevamo 6 fuori giocatori, ad esempio in attacco non avevamo ricambi, abbiamo giocato con 2005 e 2002, e quindi però non dobbiamo guardare gli alibi, non è un piangersi addosso, ma è semplicemente un guardare la realtà, che la nostra realtà è questa, il nostro campionato è questo, e dobbiamo essere bravi di fare necessità virtù, e anzi questo deve essere uno sprone per tutti a dare di più. Sono d'accordo con te quando dici che queste 2 partite, Conegliano e Pieve, sono importanti anche per delineare una classifica che ancora è lì aperta. Sì. Beh, noi sappiamo di essere degli intrusi, ci stiamo bene. Mi piace questa degli intrusi. Ci stiamo bene, il ruolo degli intrusi ci calza a pennello e ci stiamo bene, e vorremmo continuare a starci, e quindi sicuramente non partiamo battuti e vogliamo andare a fare uno scherzetto al Conegliano, che ha molto più da perdere di noi in questo momento. Che poi intrusi non te l'avevano mai detto nessuno? No, però nel senso che è intruso non me l'ha mai detto nessuno, però tutti l'hanno pensato, perché noi siamo sempre stati in sede di presentazione del campionato, tutti ci hanno messo in quelli che si sarebbero salvati a malapena. Esatto, sì. C'è qualcuno anche che mi ha fatto dei regali dicendo che sono stato bravo a mangiare il panettone. Questo lo lascio dire agli altri, io non ci ho mai pensato a questo punto di vista. Con la società la situazione era chiara, sapevamo i nostri limiti, sapevamo di avere un gruppo che ha bisogno di crescere, lavorare, però ha delle qualità, e l'andata lo ha dimostrato. Il ritorno è un campionato a sé stante, dove conta anche tanto la malizia, la personalità, la cattiveria, la determinazione, la voglia di andare a prendersi il risultato in tutte le maniere, perché ci si gioca tanto al momento decisivo, quindi noi dovremmo essere pronti ad approfittare e essere pronti a lottare su ogni campo con questa mentalità. La stessa battuta che ho fatto con Stefano Andretta: quando si vince il campionato? L'ultima giornata, quando sei un punto più degli altri.
Lasciamo il calcio, passiamo al Benetton, passiamo al rugby Benetton che sta riposando, vista la nazionale, tra l'altro brutta tegola per i biancoverdi che hanno visto il ritorno a Treviso di Sebastian Negri dopo l'infortunio del Sei Nazioni, insieme a lui purtroppo anche Lorenzo Cannone ed Edoardo Iachizzi. La squadra ritornerà in campo il prossimo 17 febbraio in campionato contro il Leinster e si presume che ci sarà anche in nella prossima settimana l'annuncio per un acquisto, quello di Leinag appunto per quanto riguarda il Benetton. Vedremo anche questo. E adesso parliamo di volley. Il volley trevigiano ha visto questi risultati interessanti. Limoco vincente, ormai non è più una novità, contro il Vero Volley Milano che vedeva il ritorno al Palaverde di Paola Egonu che ha perduto tra l'altro lo scontro diretto con la Hack. Testa alla Coppa Italia adesso del prossimo 17-18 febbraio a Trieste, settimane impegnative che vedranno anche lo scontro di Champions per le atlete di Santarelli ed è confermato si giocherà contro il Vakif Bank di Turchia. Nel weekend in A3 maschile Motta di Livenza ha perduto 3-1 contro Sarlux, interrompendo così la propria striscia vincente. Noi nel fine settimana siamo andati a Pieve di Soligo perché abbiamo seguito per voi il 9° trofeo nazionale Under 17, uno dei tornei giovanili più interessanti a livello nazionale che ha visto in campo il meglio del settore maschile ed anche una serie di giocatori che sono già in odore di nazionali giovanili e non solo. Ha vinto il Volley Treviso nella finalissima contro il Vero Volley Milano, Monza, per 3-2 al termine di una gara piuttosto interessante. A fine match ai nostri microfoni due tecnici, cominciamo con Marchetti, coach ospite del Vero Volley e poi chiudiamo con Giovanni Cappelletto, allenatore di Treviso. Siamo con il tecnico Marchetti del Vero Volley Milano. Dire che non le ha tentate tutte sarebbe un eufemismo. Sì, quello è vero, abbiamo una panchina lunga, sono tutti bravi, abili, capaci, motivati e quindi quando siamo in difficoltà è giusto provare a fare cambi, soluzioni, qualcosa ha funzionato, altre cose impariamo per il futuro. Sì, mi piace questa perché insomma ne hanno di futuro da imparare, quindi 17 anni è una bella età e abbiamo visto un buon volley comunque. Sì, loro sicuramente sono una squadra che può puntare allo scudetto dopo 2 anni di secondi posti. Per noi riuscire a portarli al tie break è un motivo di orgoglio per le tappe di avvicinamento delle finali nazionali, per cui noi è ancora a febbraio, abbiamo ancora 4 mesi di lavoro, di cose da imparare e abbiamo bisogno di prendere anche delle legnate per capire cosa non funziona. Sono mancati loro sul 2-0 che vi hanno lasciato rimontare oppure voi questi insomma non mollate, perché non avete mai mollato, quello da dire. Allora, questo gruppo è un gruppo eccezionale che non molla davvero mai, non è il classico modo di dire, ma davvero non mollano niente. Anche quando abbiamo giocato male siamo riusciti comunque a restare attaccati alla partita per questo motivo. È evidente che giocare male per lunghi tratti poi lo paghi. Loro nel secondo set credo che abbiano indovinato tutto, noi invece è stato un set disastroso. Credo che il primo e il terzo sono i veri valori, cioè 25-23 di qua o di là. Il quinto, bravo l'allenatore, ha cambiato tatticamente un paio di colpi su di noi, ha cominciato a sfruttare le nostre inabilità a muro, difficoltà e l'hanno risolta bene. Coach, in bocca al lupo e buon lavoro, ce ne sarà. Ce ne sarà, ma lo facciamo con grande divertimento, quindi grazie. E allora con Giovanni Cappelletto finalmente ci sei riuscito a portarlo a casa. Lo scorso anno secondi, quest'anno ce l'abbiamo fatta. Sì, beh, ne abbiamo vinto qualcuno negli anni passati, quindi siamo affezionati a questo torneo perché è un torneo del territorio che noi vogliamo onorare sempre. Ci teniamo come società, come squadra, anche gli atleti e poi capita che è la prima occasione di confronto con atleti della nostra categoria, quindi siamo contentissimi di esserci confrontati e di aver portato a casa anche un risultato. Naturalmente gli allenatori non sono mai contenti e quindi c'è anche materiale su cui lavorare e va bene così. Comunque sono importantissimi questi tornei perché stanno insieme, 2 giorni sono un momento sì, ma anche di aggregazione che simula un po' quelle che sono le partite importanti, le finali nazionali e quindi benissimo così. Dai. I tecnici che sono passati alla nostra postazione hanno tutti detto che il livello si è alzato e moltissimo. Sì, il livello si è alzato, le prime 4 squadre sono squadre
di assoluto livello nazionale, manca qualcuna meridionale tipo la Lube, tipo Roma, però questo è un bel livello di pallavolo, abbiamo visto una pallavolo di altissimo livello, d'altra parte qua ci sono quasi tutti i giocatori della nazionale under 17, quindi per forza di cose il livello è sicuramente molto alto. C'è questo signore qui, lo conosci? Che è qui, che ci stava guardando ed era emozionato prima e adesso mi pare... Questo signore qui è la pallavolo trevigiana, è lui, se non ci fosse lui non ci sarebbe niente di tutto questo, è lui che ci dà la spinta di andare avanti, che ha mantenuto il settore giovanile con tutte le sue forze e con tutte le difficoltà, non ultime quelle di quest'anno, ma il merito di tutta della nostra società è solamente suo. Giovanni, sono passati un po' gli anni da quando ti intervistavo, quando eri giocatore, ma sono passati per me e per te, quindi stiamo tranquilli, tutto a posto. Comunque hai dato un bel segnale ai tuoi, sono contento per voi. Qualcuno mi ha detto che siamo gli Highlander, io il mio secondo allenatore, però finché c'è il desiderio di andare in palestra, la voglia, vedere questi ragazzi che crescono è una grandissima soddisfazione e me la tengo cara, insomma. La pallavolo... Grazie. Complimenti, ti lascio all'Inter. L'Inter, sì, il mio secondo amore, prima mia moglie. Ciao. Ciao Giova. Parliamo di basket adesso, la massima realtà è quella della NutriBullet Treviso che al Palaverde contro la Virtus Bologna ha perduto pesantemente per 100-61. Polemiche sulle dichiarazioni di Vitucci a fine gara, con polemiche sui siti, sui social, e intanto si pensa seriamente a quanti punti, e questa è la cosa più importante, a quanti punti si dovranno fare per salvarsi e per salvare la stagione. Si parla di quota salvezza fissata a quota punti 22 e si comincerà proprio dalla trasferta di domenica a Trento per cercare di raccoglierne il più possibile bottino pieno. La Ruker per l'altra realtà provinciale per quanto riguarda il basket, siamo in Serie B, perde a Iesi 78-74, scendendo così purtroppo al terzo posto in classifica. Sentiamo il coach di Ruker, Michele Carrea. Complimenti a Iesi che in emergenza come noi ha fatto ancora una partita di grande sostanza. Sicuramente noi abbiamo il rammarico di avergli lasciato troppo tiro da 3 punti, che sapevamo essere la cosa che soprattutto in casa gli rende una squadra pericolosa, quindi non abbiamo giocato una partita molto disciplinata dal punto di vista tattico. Sapevamo che l'inserimento di Stefano avrebbe avuto dei momenti a tappe. Oggi abbiamo dovuto forzare queste tappe vista l'assenza di Zacchigna. Io penso che in questo campo, in questo momento con questa Iesi ci vinceranno in pochi. Noi abbiamo giocato una partita a tratti anche abbastanza consistente, siamo riusciti a rientrare da un parziale negativo del primo quarto, sicuramente figlio di un approccio ancora un po' leggero. Andiamo a casa con la consapevolezza di dover procedere con senso d'urgenza all'inserimento di Stefano nei nostri meccanismi, con la speranza di recuperare Zacchigna il prima possibile e col desiderio di tornare presto in campo. La prossima gara si terrà alla Zoppas Arena per quanto riguarda la Ruker e porterà a Conegliano Imola. Si è giocato regolarmente nelle categorie minori, a cominciare dalla Serie B interregionale che ha fatto registrare una Montelvini-Montebelluna che ha perso a Trieste, come poi nel recupero di campionato in casa contro la Calorflex di Oderzo, vincente 56-52, quindi non un bel momento quello di Montebelluna. In Serie C girone unico, Ormelle è tornata alla vittoria contro il Leoncino per 88-75, la Vigor Conegliano è caduta a Jesolo per 75-44, la GD Pieve ha perso in trasferta con Carré per 140-94. In Serie D, girone A, Spresiano si ferma a Feltre per 66-57, Istrana ha perduto in casa 57-61 contro la Resana, l'Olimpia Sile ha perduto a Monastier per 84-71, mentre Motta ha espugnato Castelfranco per 89-69. In Serie B femminile, Conegliano ha perduto contro la capolista Gattamelata per 51-47, al termine comunque di una buona gara, soltanto 4 punti il bottino finale per i padroni di casa.
Andiamo in Serie A2 femminile, dove c'è stato il derby, la Posa Clima Ponzano nel derby trevigiano contro il Martina Basket Treviso ha perso per 64-61. Andiamo all'ascolto di coach Matassini della Martina Basket Treviso. Coach Alberto Matassini, arriva la vittoria nel derby, vittoria bella, intensa, una bella reazione della tua squadra che ha vissuto un'altra settimana di emergenza, ma hai avuto forse una risposta importante a livello di energia. Sì, bisogna soltanto fare i complimenti alle ragazze che hanno fatto una partita di una intensità mentale straordinaria, oltre che fisica. Il primo tempo a livello di fisicità avevamo regalato qualcosa, nel secondo tempo abbiamo lottato su ogni pallone e abbiamo portato a casa una partita contro un'ottima squadra, e approfitto anche per fare i complimenti a Matteo Gambarotto, perché Ponzano è davvero un'ottima realtà di questo campionato. Come noi abbiamo dato vita a 2 partite molto belle e credo sia anche giusto che abbiamo impattato anche la differenza punti, cioè 2 squadre che si equivalgono e che sono, io ripeto, come avevo detto all'andata, un bello spot per la pallacanestro trevigiana. Noi solitamente non parliamo mai delle singole, però questa sera credo che una menzione per la prestazione di Ashley Gvo sia dovuta, insomma. Sì, Ashley è stato un investimento fatto perché credevamo e crediamo fortemente in lei. Sapevamo anche che aveva bisogno di un periodo per adeguarsi a una realtà nuova, cioè quella dello stare in campo, sperimentare già dagli allenamenti. Io sono il primo a dire che sono sempre parecchio duro con lei, ma perché credo fortemente nelle sue capacità, e lei adesso sta iniziando ad avere la serenità per poterlo mettere in campo. Però al di là dell'Ashley, questa è stata una vittoria di squadra, tutte hanno veramente portato qualcosa di importante. Chelsea, Carolina, Sofia, ma veramente tutte, Anna, Claudia, Cecilia, tutte hanno voluto vincere la partita, questo è il vero segreto della vittoria. E allora adesso parliamo di pattinaggio artistico, che domenica scorsa al Palazzetto dello Sport di Montebello ha tenuto una rassegna regionale dei gruppi. Noi eravamo in diretta streaming grazie alla produzione di Forma Communication. Sentiamo le parole di Francesca Iaria, responsabile del comitato AICS del Veneto. Abbiamo fatto la settimana scorsa una giornata con tutti i gruppi promozionali, avevamo oltre 500 atleti, oggi siamo arrivati a oltre 600, oggi e ieri abbiamo fatto le categorie federali. Tutti questi atleti si stanno preparando per andare a fare la gara, il campionato regionale federale. Abbiamo fatto una gara insieme con altre regioni, è stata una bellissima esperienza di confronto con i ragazzi. Abbiamo fatto un mini campionato italiano, per tutti è la prima gara della disciplina, quindi l'emozione è fortissima, ma un ottimo banco di prova per le prossime gare. Diciamo che abbiamo dato un buon banco di prova, un'ottima occasione e sinceramente, come diciamo sempre, we are AICS. Oggi chiudiamo con il cominciare ad occuparci delle Olimpiadi invernali Cortina-Milano 2026. Cominciano i nostri servizi che ci porteranno a scoprire insomma una Cortina diversa, almeno ce lo auguriamo, ma quantomeno una Cortina impegnata nello sport e impegnata nelle prossime Olimpiadi. Allora, ci riferiamo subito come primo servizio alla gara di fondo Dobbiaco Cortina. Ce ne parla Igor Kombak, vicepresidente dell'associazione Dobbiaco Cortina. Sentiamo il servizio. Siamo qui a Cortina con Igor Kombak, vicepresidente della Gran Fondo Dobbiaco Cortina, la quale gara si è appena svolta al fine settimana scorso, e quindi intanto sentiamo com'è andata e qual è la sua sensazione dopo questi giorni intensi di attività.
Beh, la gara sicuramente è stata un'esplosione di emozioni, sia per noi organizzatori che per i concorrenti, 2 giornate fantastiche, sabato e domenica. Purtroppo gara monca del lato Cortina, in quanto per mancanza di neve siamo dovuti rientrare a Dobbiaco, ma comunque organizzata e vissuta al top. C'erano un sacco di partecipanti e anche le vittorie mi sembra siano andati alle maglie azzurre. Come numeri abbiamo avuto sabato nella tecnica classica 860 iscritti, qui però hanno festeggiato i scandinavi, 2 primi posti nella maschile e un francese terzo, mentre una finlandese prima nella femminile con 2 damigelle francesi al secondo e terzo posto, mentre domenica nella tecnica libera sì, è stata una vittoria tutta italiana. Giuseppe Montello del gruppo sportivo Esercito nella 35 km a tecnica classica, e la vincitrice della femminile invece è stata Federica Sanfilippo, tesserata alle Fiamme Oro di Moena. E non è la prima volta che la Dobbiaco Cortina si scontra contro le avversità del tempo, anche altri anni è successo, qualche volta per troppa neve, qualche volta meno, però alla fine siete sempre riusciti a portarla a casa girando di qua o di là. Sì, esatto, siamo sempre a battagliare contro gli eventi meteorologici. Purtroppo da un lato la gara si svolge in una zona di montagna a volte ad alto rischio di slavine, per cui se c'è troppa neve abbiamo anche un problema, mentre le ultime edizioni sono state caratterizzate dallo scarso innevamento, dalle scarse precipitazioni, però a rispetto di quest'anno siamo sempre riusciti a preparare una pista artificiale, mentre quest'anno la neve naturale ha durato fino a una settimana neanche prima della gara, ma poi una forte calura proveniente da sud ha praticamente divelto la pista e non è stato possibile garantire la sicurezza degli atleti su quella ghiacciaia che è diventata poi la pista dalle gallerie fino a Cortina. Parliamo un attimo in generale a più largo spettro del fondo a Cortina. So che mi hai spiegato molto bene cos'è successo, magari lo diciamo anche ai nostri telespettatori che forse non è chiaro a tutti: all'inizio della stagione non si poteva fare fondo, poi improvvisamente, senza che ci fossero particolari opere di messa in sicurezza, si è potuto tornare. Spiega un attimo cosa è successo. Allora, ci sono 2 cose separate che dobbiamo distinguere subito dall'inizio. Uno è la frequentazione turistica delle piste di fondo di Cortina e l'altra è l'organizzazione di un evento sportivo sul territorio di Cortina. Per quanto riguarda l'evento sportivo sul territorio di Cortina, ogni evento sportivo può svolgersi su qualsiasi strada forestale percorribile, per cui non c'è bisogno di particolari omologazioni se non il nulla osta del giudice di gara. Mentre per la frequentazione turistica le piste di fondo hanno bisogno di una omologazione che per legge regionale Veneto viene data da un organismo composto da più enti, tra i quali l'autorità del bacino, il genio civile. Tutti quanti devono esprimere il loro parere favorevole. Purtroppo già il secondo anno il Comune di Cortina si è scontrato col parere sfavorevole dell'autorità di bacino, che a causa del passaggio delle piste in prossimità di zone di pericolo di frane, non di valanghe, ha negato le omologazioni. Quindi quest'anno, già il secondo anno consecutivo, non si è potuto omologare le piste turistiche di Cortina, quindi il movimento del fondo turistico al momento a Cortina è chiuso, tranne un piccolo tratto da Cimabanca verso Ospitale dove non ci sono rischi idrogeologici particolari, quindi lì è aperto, sono 6 km battuti alla perfezione, una neve spettacolare, però
tutto il resto del comprensorio, a parte il comprensorio dei Tre Croci, è chiuso. Diciamo la parte bassa della valle è preclusa al di fondo turistico. Che tu sappia, si pensa di porre mano a risolvere il problema per la prossima stagione o resterà una questione lunga da capire? No, sicuramente, a parte la speranza che si riesca a fare, ci sono dei movimenti concreti, delle azioni concrete da parte del Comune di Cortina, con soldi già stanziati e progetti approvati per mettere in sicurezza intanto tutta la ferrovia, l'ex ferrovia, diciamo la pista che poi porta da Dobbiaco fino a Cortina questa primavera, con un sacco di soldi messi già a bilancio e approvati, quindi queste opere partiranno in primavera, per cui per la stagione invernale prossima siamo veramente fiduciosi che riusciamo a riaprire le piste di fondo a Cortina. In passato si era parlato anche di una qualche possibilità di creare un centro per il biathlon giovanile con un piccolo poligono o qualche cosa del genere. È un discorso che si è perso per strada oppure è concreto, c'è ancora qualcosa che si può fare in questa direzione? No, sicuramente perso per strada non lo è, in quanto abbandonata l'idea di fare un poligono in località Fiammes, al centro nordico, perché ovviamente è troppo frequentato, è difficile da evitare il passaggio della gente, dei turisti in prossimità del poligono. Lo Sci Club Cortina ha presentato al Comune di Cortina un progetto di un poligono non solo giovanile ma anche un poligono per i professionisti, per le categorie superiori, quelle che sparano col calibro 22, quindi con un'arma da sparo, da fuoco, che è stato già dato il consenso da parte del commissariato di pubblica sicurezza di Cortina, che è quello che gestisce un po' la sicurezza di Cortina, per cui siamo fiduciosi che nel nuovo progetto che il Comune di Cortina ha presentato per risanare, rimodificare e ampliare la zona agonistica dello sci di fondo agonistico al Passo Tre Croci, sarà inserito anche il poligono vero e proprio. Bene, torniamo rapidamente alla Dobbiaco Cortina. Prossima edizione quando e da quando ci si potrà già iscrivere? Sì, la prossima edizione sarà ormai la 48esima, apriremo le iscrizioni circa agli inizi di aprile, con ovviamente le offerte scaglionate. I primi che si iscriveranno avranno prezzi veramente favorevoli, programmata sempre per il primo fine settimana di febbraio, che per il prossimo anno, se non sbaglio, cade il 4 e il 5 di febbraio. Ringraziamo il collega Bergonzoni che ha curato per noi il servizio da Cortina e ci fermiamo qui. È tutto, noi ci risentiamo la settimana prossima. Buon weekend! In collaborazione con Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.